Grazie Pier Giorgio. Se ci sono delle domande da fare, le ci mettiamo a disposizione. Come ci si pone nei confronti di tutti gli altri movimenti, tutte le altre sigle del vasto e variegato mondo indipendentista a questo punto? Perché... Una peculiarità notevole di Sardegna Libera è proprio la sua apertura. Sardegna Libera non nasce contro nessuno, ci mancherebbe altro, ma Sardegna Libera nasce per rafforzare un progetto che in tanti altri movimenti iniziano a portare avanti. Noi non siamo quelli che pensano che bisogna ammazzare tutto quello che nasce di nuovo perché si è in troppi. Il motto Centuroncas Centuberritas, che ci hanno educato a detestare, a disprezzare, è un motto che simboleggia la democrazia di base. L'unico problema è che con Centuroncas e Centuberritas è venuto a mancare il momento della sintesi, quindi più movimenti nascono, più comitati nascono che rimettano in moto la gente nei ragionamenti politici, meglio è. Poi noi troveremo il momento di sintesi. Noi siamo in strettissimo contatto con tutti gli altri movimenti indipendentisti e anche non quelli indipendentisti che si battono contro la militarizzazione, per la difesa del territorio, per la difesa dei diritti civili e così via. Quindi noi siamo un momento di grandissima apertura e non di chiusura, un bel esempio da seguire, anche perché la vecchia politica non vuole che nascano nuove formazioni, la vecchia politica dice siete troppi, noi vogliamo il grande partito oligarchico, perché il grande partito poi ha tagliato i rapporti con le basi, la crisi della politica nasce anche per questo, come momento in cui la leadership di un partito ha interrotto le relazioni con le basi, ma in cambio si è alleata alle leadership degli altri partiti politici, portando avanti una politica di spartizione. Ecco dove noi siamo stati fortemente penalizzati. Adesso si tratta proprio di rimetterci tutto in tutti in moto seriamente e di smetterla con privilegi e i costi che stiamo facendo pagare veramente in modo disumano alla gente. I sardi non ce la fanno più. Posto che conosce molto bene Claudia, conosce molto bene anche la mia di Canaglia o altre cose, altre battaglie che abbiamo fatto insieme, proprio per reagire a questo modo di governare strano, questo modo di prenderci in giro, di prendere in giro noi sardi, il territorio e quanto altro. Insieme a Claudia abbiamo dato vita ad un'associazione che sta preparando la fondazione che si chiama Fondazione Centro Studi Internazionali di Cultura e Azione Politica Antonio Simon Mossa. Poco fa questo nome è stato riecheggiato e io provo una grande soddisfazione dicendo che quando questo movimento nasce portando avanti certe idee, ahimè concluse il 14 luglio 1971 quando Antonio Simon Mossa è morto in età prematura, è veramente una grande soddisfazione. Trovo questo la mia casa ideale, la mia casa nella quale fare cultura, nella quale fare politica. E convinto che questo progetto dell'autodeterminazione sia il progetto unico, valido per ottenere una migliore condizione di vita per i sardi. Diceva prima 1.600.000 abitanti. Il nostro territorio non ha citato ma misura 24.500 km². Non è possibile che una società, un popolo che abbia queste caratteristiche con tante ricchezze dal punto di vista culturale, dal punto di vista delle risorse naturali che ha, non possa. Allora il problema, siccome il problema della politica e della vittoria anche di un movimento siffatto è principalmente, secondo il mio modo di vedere, è un problema di economia. Noi diciamo che essere indipendenti alla Sardegna conviene essere indipendenti e autodeterminati come Antonio Simon Mossa voleva. Antonio Simon Mossa, lo dico per qualcuno che non lo conosce, ma era uno che parlava correntemente 17 lingue, per farvi l'idea di cosa vuol dire un sardo che è aperto, un sardo che, così come noi diciamo, la presenza di Giulietto Chiesa ci indica chiaramente che anche lui per parte sua sta in un movimento che ha le caratteristiche del nostro e quindi il lavorare insieme può provocare sicuramente delle cose importanti. Allora dobbiamo avere, come lo aveva Antonio Simon Mossa, questo personaggio straordinario, la fiducia in noi stessi, la fiducia in noi sardi, del fatto che abbiamo e siamo differenti dagli altri, abbiamo una testa e una cultura incredibile. Dico molto spesso che la Sardegna però è divisa, i sardi, in due parti: i sardi, che sono probabilmente tutti quelli che sono qua,
e i sardi, che dico io, sono colonizzati, o usando un altro termine brutto, coglionizzati, tutti quelli che credono che tutto quello che arriva da fuori sia meglio del tuo. Questo è un fatto molto importante. Allora direi che bisogna andare avanti a muso duro, anche perché i partiti non hanno più ragione, quelli tradizionali, di esistere. Ma vi rendete conto di cosa cavolo stanno portando via di risorse alla gente, ai poveracci, ai pensionati, eccetera, quando si fanno rimborsare spese 10 volte superiori a quelle che loro affrontano? Ma stiamo scherzando, è veramente un dramma, è un dramma che riguarda tutti i partiti. Quindi quello che io dico, andiamo avanti a muso duro. A muso duro vuol dire convinti che la battaglia che noi stiamo facendo è sacrosanta, convinti che questa è un'occasione da non perdere, perché gli altri sono in estrema debolezza, questo è il senso. E quindi tutto quello che organizzeremo da fare, anche sollevando la gente, portando la gente alle istituzioni, facendole fare delle cose che devono essere fatte per imporre anche ai media l'attenzione, che il problema grosso è anche questo. Questi media, che sappiamo di chi sono, fanno parte di quei pochi, no, che sono padroni del mondo, come diceva Giulietto Chiesa. Ecco, per esempio, se noi ci dotiamo dei sistemi attraverso i quali la nostra voce raggiunga tutti i sardi, io credo che possiamo immaginare che questo, che rimane forse nella mente di qualcuno un sogno, possa diventare una bellissima realtà.